Ciao a tutti ragazzi e bentornati all'interno di Max Payne 3. Ci troviamo nuovamente dentro questa fantastica favela brasiliana e con il nostro Max Pelatone, guardatelo che fighetto. Appena usciti fuori da una rissa ce la siamo cavata abbastanza bene. Anzi no, abbiamo un po' di sporco vicino alle tempie. Guardate un po', ci hanno pestato per benino. Ci hanno fatto fare un salto di circa 1,5 metri e ci hanno rubato sia gli occhiali Ray-Ban che avevamo acquistato precedentemente che la nostra pistolina. Quindi siamo praticamente senza nulla, con il nostro senso di colpa, senza antidolorifici, senza alcol Kong, a disperarci in questa fantastica favela. A dir poco fantastica. Comunque andiamo avanti, vediamo un po' dove ci porta l'istinto. Ok, facciamoci questi 10 scalini. Signora, scusi per... Niente, vediamo cosa dice Max. Già, questa è la verità, Max. Scusi signora, una farmacia? Mi risponde? Mi sa che non parla la nostra lingua. Forse gli fa schifo la faccia del nostro Max, così pelatone. Oh mio Dio, forse ci hanno risposto. Chiediamo a questi ragazzini: ehi ragazzi, non andate via, venite. Maledizione, una farmacia? Un negozio di alcol? Niente ragazzi, ci trattano come degli appestati. Signorina, lei continua a stare là a mostrare il suo balcone. Niente, andiamo avanti. Scusate ragazzi, voi che vi state facendo una briscola qua davanti a questo piccolo bar, una domanda, una farmacia qua vicino? Hola, fala inglese. I'm a little lost. Perdido? Onde... Mi sa Max che questi non parlano neanche la loro lingua. Rapa l'hanno chiamato, ragazzi. Bora. Público. A gente não é centro de informação turística, não. Well, they weren't gonna help me. And who could blame them? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. If I was gonna find my way out of this mi sa che non ne mess, usciamo vivi di qua. I was on my own. Fatti venire qualche idea. Vediamo se hanno lasciato qualche goccetto di alcol, perché l'alcol è come gli spinaci di Braccio di Ferro. Appena se ne beve 2 gocci Max si riprende. Ok, andiamo. Guardate che figa la maglietta con i pappagallini. Max è una specie di cane da tartufo per i bar. Ok. Allora ragazzi, voi mi potete indicare un posto dove ripristinarmi un po'? Ehi, siete forti, non ve ne frega nulla. Ve loro qui ubriaconi, lasciamoli perdere. Vediamo. Ehi amico mio, c'hai una birretta? Mamma mia, chi è? Theodore Roosevelt questo qui? Siamo famosi ragazzi. Offrimi una birra, amico mio. Come si chiama? Dos de Morro. Anders Detling, The Steel, North Dakota. Un americano ragazzi, North Dakota. Meno male, mi sento a mio agio. Amico mio, devi stare qua. Oh, it's a great cause, and they're really great folk, and bene, bene. Now we come down twice a year to help. Un vero volontario della protezione civile qui abbiamo. Guardate intanto il taglio che abbiamo vicino al sopracciglio destro di Max. Ci hanno veramente sistemati per le belle. Vediamo se questo nostro personaggio secondario ci può dare una mano. Ma io lo ricordo a questo, non è che quel ragazzo che abbiamo giovane della terza età che abbiamo ritrovato dentro il bagno, dentro la discoteca. Può darsi che è lui ragazzi. Fatemi sapere se ho ragione oppure no, però ci assomiglia un po'. Vediamo un po'. Sì, forse è lui, perché aveva detto che era stato poliziotto. Guardate un po' quanto è piccolo il mondo. Listen, have you heard anything about a woman about 28 rich? Questa è la modalità LA Noir ragazzi, da specificare, per chi non lo sapesse. She was kidnapped. I heard she was being held around here. No? All right, well, good luck. All right, you too. You look like you need it. I gotta get back at it. Hey, I'll say a prayer for you. Grazie amico mio. Non c'è stato molto d'aiuto, però un po' di conforto. Già, allora, vediamo un po' cosa c'è qui in terra. C'è qualche arma, solo immondizia. Attenta a non pestare qualcosa di orribile Max, cioè, sarà pieno di insetti da queste parti. Allora, non vedo niente ragazzi, solo la lucida palla da biliardo che ha Max in testa. Vediamo un po' dove ci porta il fiuto. Diamo un'occhiata, cosa c'è scritto qui? Un'esplosione di energia. Che cos'è? Sarà qualche bevanda energetica? Bene, entriamo. Questi tipi non mi piacciono ragazzi. Quel Bob Marley mi sta un pochino sulle scatole.
Già, ho visto, mi sta sulle scatole. Non li abbiamo completamente ascoltati. Vediamo. Facciamo un attimo di pausa. Sono entrato all'interno di questo luogo abbastanza bizzarro insieme al nostro caro Max e abbiamo incontrato un poliziotto. Un poliziotto che a quanto pare combatte contro la corruzione e ci ha chiesto qualcosa di alcuni tizi molto strani, cioè alcune persone dentro intrigate nella rissa che abbiamo effettuato all'interno dello stadio, e adesso ci ha effettuato una soffiata, ovvero abbiamo appena adesso saputo che la ragazza che stiamo cercando si ritrova sulla collina al di fuori di questo strano nightclub, e quindi dopo essere stati presi d'occhio da questi 5-6 stronzetti vediamo un po' di metterli a tacere. Abbiamo una pistolina che ce l'ha data appena adesso il ragazzone, il poliziotto. Vediamo un po' di farli fuori a dovere. Guardate questo stronzetto di Rick James che ancora detiene un po' di vita. Ok, altro fatto fuori, guardate un po'. Allora ce ne sono altri, vediamo se possiamo raccogliere la nostra 44 Magnum qua a terra. Abbiamo intanto una pillolina di antidolorifico. Bella questa 44 Magnum, facciamoci un bel salto. Ai 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 ai. Ai ai, ma no, guardate dove sono rimasto. Dai, ricarica Max. Bella. Spariamogli nel sederino. Ok, ancora vivo? Oddio, mamma mia, un fucile a canne e mezzo. Ok, ricarichiamo il tutto. Benissimo, adesso ce ne possiamo andare, mi sa. Diamo un'occhiatina a quello che c'è qua intorno. Un fucile a canne e mozze, questo lo possiamo prendere, questo mi piace. Ok, cerchiamo di uscire al più presto di qui. Ok, vediamo. Andiamo fuori. Attenzione, altri stronzetti. C'è pure un uzzo qua a terra, ragazzi. Usiamolo con calma, il nostro fucile a canne e mozze. Bella, il fucile a canne e mozze sarebbe un fucile, una sorta di fucile a pallettoni, una sorta di quei fucili di caccia che utilizzavano nei vecchi anni 60-70, praticamente con le due canne tagliate, praticamente più efficace, soprattutto nei combattimenti a corto raggio. Diamo un'occhiata qui intorno. Merda, ragazzi. Ok, il nostro Max al solito è sempre un po' stupidone che spara in aria, quindi ricarichiamo tutto quello che possiamo. Un altro pezzettino di merda davanti a noi, vediamo se possiamo ammazzarlo. Non ci buttiamo all'impazzata perché abbiamo... merda, abbiamo solo 2 colpi. Attenzione, ai. Guardate un po' dei pallettoni che gli sono arrivati addosso, proprio perché il fucile a canne e mozze è ideato per... Ok, appena preso il nostro AK-47, abbiamo controllato qua dentro che non c'è nulla. In pratica non voglio dare un'altra occhiata dentro questa lurida toilette. Qui c'è una lozione per capelli, delle birre, mi sa che dobbiamo solo uscire fuori. Allora, vediamo. Monday afternoon and I'd already been thrown out of a party, gone to a strip club and got into a bar fight. This latest midlife crisis was certainly ticking all the boxes. Max, è la vita. Vediamo un po', questa porta non riusciamo ad aprirla. Con 100 kg di massa muscolare non riusciamo a buttarla a terra. Quest'altra neanche. Vediamo un po'. Probabilmente questo cancello. No. Ok, proviamo ad andare di qua. Diamo un'occhiata. Attenzione che qua la favela è piena di rompiscatole. Vediamo un po' se è vero. Stiamo attenti. Lassù ne vedo uno. Chi è quello, ragazzi? Vediamo. Non sarà un civile, lasciamolo perdere. Siamo nella giungla, mamma mia. Come vi dicevo, quel poliziotto che abbiamo incontrato era dalla nostra parte e ci ha salvato un po', come possiamo dire, la nostra vita, perché ci ha considerato dei veri e propri uomini, ci ha lasciato una bella pistolina. Stiamo attenti. Via Max. Siamo circondati, 2 stronzetti stanno arrivando a noi. E vai, non ci hanno visti. Vediamo. Sono così stupidi che non si accorgono neanche che siamo scesi. Sì, andate via. Bene, ce l'abbiamo fatta. Bene, andate via. Ok. Facciamo un'occhiatina. Oh mio Dio. Fireworks display was clearly in my honor, making sure everyone knew to roll out the red carpet for their surprise guest. Ci aspetterà tutta. Benissimo, adesso tutti sanno del nostro arrivo e a quanto pare dobbiamo farli fuori in maniera molto rapida, quindi prendiamo il nostro AK-47 che è l'unica arma affidabile in questo caso. Vediamo un po'. Ecco il primo stronzetto. Quello si è chiuso in casa. Ecco il primo stronzo. Bene. Praticamente hanno lanciato quei fumogeni. Anzi no, più che fumogeni, quei fuochi d'artificio che lanciano soprattutto quando le navi affondano. E praticamente a breve affonderemo, e probabilmente per questo li hanno lanciati. Oh mio Dio. Ecco il primo stronzo. L'abbiamo fatto fuori. Siamo nella giungla, non è proprio il territorio dove si ritrova Max. Bene, ricarichiamo. Diamo un'occhiatina qui in giro. Oh mio Dio, sarà pieno qua, ragazzi, vediamo. Ecco qua infatti il primo a petto nudo davanti a noi. Ecco un altro, questo è il giubbetto antiproiettili però. Via Max, ricarica. Bene, guardate solo la testa pelata di Max davanti a noi. Ok, c'è qualcuno qua su, vediamo un po'. No, eccone uno. Bene, un altro stronzetto. Bene.
Fatto fuori. Questi qua combattono a petto nudo, ragazzi, come se prima stavano facendo altri lavoretti e adesso si sono buttati all'impazzata nella strada. Però tutti contro di noi, alla fine non abbiamo fatto un granché, abbiamo solo risposto ad eventuali insulti che hanno effettuato di noi gli stronzetti. Madonna mia, il fucile a canne mozzo è una potenza, ragazzi. Ha gettato a terra 3 metri di calcestruzzo. Vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Probabilmente sarà nuovamente pieno. Diamo un'occhiata. Ecco il primo. C'è un altro stronzetto lassù. Bello, l'abbiamo preso completamente in testa. Guardate i proiettili che scendono giù. Sembriamo un Neo all'interno di Matrix. Abbiamo la Colt 1119 che ci ha regalato il nostro amico. Oh mio Dio! Spaccolo in due, Max. Bella. Ricarica. Ottimo, prendiamo il nostro... Bene, siamo riusciti a far fuori diversi stronzetti. Adesso l'unico problema è che non abbiamo un vero e proprio armamentario. Cioè non abbiamo molte munizioni da scagliare addosso ai nostri avversari. Solo che attraverso tutta questa immondizia sono riuscito a trovare un bel pacchetto di antidolorifici. Quindi adesso ce lo spareremo per benino nel momento in cui verremo feriti a dovere. Vediamo un po' qua sopra cosa c'è. Ecco uno stronzetto qua su. Meno male che abbiamo ancora qualche proiettile della K47. Diamo un'occhiatina e ben 2 caricatori, ottimo. Diamo un'occhiata a questo stronzetto, si è chiuso in casa, lasciamolo dentro. Allora, diamo un'occhiatina qui intorno. Ok, probabilmente sarà pieno, ragazzi, da questo lato. C'è anche una bombola lì a terra. Guardate la testa pelata di Max che ci fa un po' da scudo. Diamo un'occhiatina, qui una bella bottiglietta di vodka. Scendi Max senza farti male. Ok. Lassù lo stronzetto. A petto nudo, gettiamolo a terra, vediamo un po' se ci riusciamo. Oh mio Dio, un altro, altri 2. Salta Max. Bella, vediamo se riusciamo a fare quest'altro qua su. Ma perché siamo sempre soli contro tutto questo esercito di uomini? Non lo so. Solo per quel fatto che è successo allo stadio. Ma alla fine siamo venuti in questo paese in piena pace. Cioè non abbiamo fatto praticamente nulla. Ci sono saliti addosso all'interno della discoteca. Mamma mia, ragazzi. 17 colpi nella K47. Io direi di berci questa bella pozioncina magica. Vediamo se abbiamo recuperato la nostra salute. Ecco uno stronzetto. Un altro lassù, ragazzi. Riuscite a vederlo? Bene, vicino alla parabola. Oh mio Dio, abbiamo terminato i proiettili. Bene, diamo un'occhiatina, ancora pieno? No, a quanto pare sono finiti gli stronzetti. Diamo un'occhiata qui intorno, ci sono protezioni. E beh, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, votate e commentate. A quanto pare il nostro Max si sta divertendo davvero molto all'interno di questa famela e noi dietro di lui. E soprattutto all'interno dei prossimi gameplay cercherò di effettuare numerose partite in multiplayer, perché voglio davvero provare il multiplayer di questo gioco. Vediamo che modalità sono disponibili e soprattutto alla prossima, ragazzi. Ciao a tutti!